La Piana e ai rapporti appunto tra Firenze e La Piana. Diciamo che questo incontro si presenta con una, diciamo, sostanziale differenza rispetto a tutti gli incontri in precedenza svolti, perché è una tavola rotonda che viene in qualche modo a coronare un lungo discorso che è partito dall'ottobre del 2020 con il primo ciclo di incontri. Siamo partiti allora dai valori geografici del paesaggio della Piana e poi abbiamo analizzato tutti i vari mutamenti, trasformazioni e cambiamenti in età preistorica, antica, romana, medievale, medicea, 8-900, fino ad arrivare all'epoca fascista. Mentre quest'anno il ciclo di incontri ha messo a fuoco i rapporti tra Firenze e La Piana, diciamo prendendo spunto da una serie di aspetti particolari. Quindi abbiamo cominciato a parlare dell'Arno come risorsa sia per Firenze che per La Piana attraverso i secoli, abbiamo analizzato il paesaggio e i dintorni di Firenze in età medicea e lorenese, il sistema delle ville fattoria, i parchi e i giardini, la protoindustria e l'industria che si è sviluppata a Firenze e nella Piana, fino ad arrivare agli ultimi due incontri con le grandi trasformazioni che si sono prodotte nella Piana e a Firenze dopo la seconda guerra mondiale. Allora, approfitto di questa, diciamo, breve ricapitolazione per suggerirvi come posso dire, un utilizzo più approfondito del nostro sito, Italia Nostra WordPress, dove voi sapete che più o meno quotidianamente noi postiamo contributi, articoli, anche filmati, brevi filmati, tutta una serie di contributi. Ognuno di questi contributi viene categorizzato e quindi viene poi inserito all'interno di diciamo aree tematiche più vaste, per cui è interessante per chi desidera approfondire un tema semplicemente posizionare il mouse su quelle che sono le finestre tematiche. Ecco, io sto per esempio posizionando il mouse sui cicli culturali e come vedete vi si apre le alberature, borghi aree interne, Firenze e La Piana, che sono stati i cicli che si sono svolti. Lo posiziono su Firenze a nudo, abbiamo il piano strutturale, il regolamento urbanistico, la variante 13, l'aeroporto di Peretola, cioè tutta una serie di argomenti e tematiche che hanno a che fare con Firenze e così via. Per ognuna di queste finestre si apre la tendina con gli approfondimenti. Ecco, questo è un invito che vi rivolgiamo per poter anche diciamo trarre da questo piccolo strumento, dal nostro blog, tutta la ricchezza di materiale che è stata via via archiviata. Un amico di Italia Nostra che ha guardato le statistiche, ha visto che nel 2020 ci sono state circa 29.000 visualizzazioni dall'Italia e 19.000 dagli Stati Uniti. Quest'anno, i primi 3 mesi, hanno visto già un numero di oltre 14.000 visualizzazioni, prevalentemente dall'Italia, giusto per dare insomma un po' di numeri sulla PIL, come si suol dire, di questa realtà. Allora, venendo alla serata di stasera, come vi ho detto, è una serata che si presenta come una tavola rotonda, perché secondo noi era importante, dopo aver visto questo sviluppo nell'arco temporale dei secoli, anche mettere a fuoco l'attualità, soprattutto in vista di quelle che si possono aprire come delle prospettive o comunque delle suggestioni sul possibile futuro di questa realtà e quindi della realtà della Piana, ovviamente accanto a Firenze e con questa reciproca interdipendenza. Allora, passo subito a presentare i nostri ospiti. Il primo, vado in ordine proprio alfabetico. Sì, lo volevo dire alla fine. Allora, con noi è il professor Gabriele Corsani, già ordinario di
storia del territorio presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, che ha curato, ha seguito il dottorato di ricerca in progettazione paesistica, progettazione della città, dei territori e del paesaggio, è membro del consiglio direttivo e della redazione di storia dell'urbanistica e dell'associazione di storia della città. Autore di numerose pubblicazioni, e mi sono sottolineata in particolare questo testo perché mi ha colpito, del 2012, intitolato Verso la città territorio, la figura e l'opera di Danilo Dolci, che non so se abbia qualche, diciamo, attinenza o comunque richiamo con il tipo di intervento che il professor Corsani intende darci stasera. E quindi quello di mettere a fuoco una minima realtà aggregativa presente sul territorio della Piana, la parrocchia, proprio come simbolo di comunità che può attuare una forma di resistenza territoriale. E quindi sono molto curiosa, insomma, di sentire un po' da questa angolatura il discorso della Piana. E poi abbiamo come altro ospite il professor Marco Massa, che è già stato ordinario di progettazione urbanistica presso l'Università di Firenze, ha svolto una serie di ricerche e ha scritto numerosi saggi sulla politica urbanistica comunale in Toscana, sul rinnovo urbano delle città a livello europeo, sul rapporto città e campagna in Firenze ed è autore di piani regolatori e di progetti urbanistici nelle città toscane. Non so se sbaglio, anche Viareggio? Sì. Anche Viareggio. Ecco, il suo, diciamo, apporto sostanzialmente getterà la luce sull'attuale crisi in cui versa la programmazione e quindi analizzerà i rapporti tra il Parco della Piana e gli spazi urbani, diciamo, mettendo in evidenza come questo rapporto, cambiando nel tempo, quindi da rapporto di integrazione sia cambiato in un rapporto di separazione per finire con l'attuale contrapposizione reciproca. L'ultima ospite è l'urbanista Ilaria Agostini, che forse conoscete perché collabora attivamente con il gruppo di urbanistica per un'altra città, purtroppo non è presente per problemi di salute. E comunque diciamo possiamo darvi una piccola idea del suo contributo perché ci ha mandato una piccola scheda e quindi alla fine, dopo che avranno esposto le loro, diciamo, relazioni, leggerò velocemente, sono 2 paginette, il suo intervento. Allora, io adesso do la parola do la parola al professor Marco Massa, che parlerà del... sì. Allora. Va bene, sì. Perché mi sembrava il suo forse un po' più specialistico e il suo invece parla, diciamo, da un inquadramento intanto generale. Va bene. Allora sì, come ha detto Laura, io vorrei riprendere il ragionamento sul rapporto tra Piana e sistema delle città. Si vede a casa, scusami. Non si vede? Credo proprio di no. Aspetta. Posso? Chiedi un po' se sì. A casa lo vedo. Vorrei sapere se vedete le immagini sullo schermo da casa. No, tutto bianco. No, allora stanno cercando di risolvere il problema. Nel frattempo io presento piccolo. Scusate, rompiamo la condivisione e si rifà. Allora. Posso parlare? Sì, sì. Sì, dunque, allora, io stavo dicendo che vorrei riprendere il ragionamento sul rapporto tra Piana e città, come è stato interpretato nei piani e nei progetti più recenti,
con lo scopo di tirarne fuori delle conclusioni, visto che siamo nella fase finale di questo seminario. Si vede ora? Potete dirmi se vedete le immagini sullo schermo? Sì, si vede, grazie. Grazie. Allora, il seminario ha mostrato la complementarità che c'è storicamente tra la formazione del sistema urbano e l'assetto della piana. Fino ad oggi, quando l'urbanizzazione diffusa si è posta in contrasto sia con le relazioni storico-geografiche che con l'idea di città che fino a un certo punto ha guidato l'urbanistica novecentesca. Ecco, a mio avviso, per ragionare su come ripristinare l'equilibrio fra i due ambienti, cioè quello del parco e quello del sistema delle città, può essere utile ripercorrere molto rapidamente l'evoluzione di questo rapporto, che come è stato accennato è passata attraverso diversi tipi di rapporto, essenzialmente in funzione delle dinamiche urbane. Dunque, io vorrei presentare alcuni progetti emblematici che rappresentano 3 delle fasi principali di evoluzione di questo rapporto, che corrispondono a 3 processi di dinamica urbana. La prima fase è quella della crescita e della ricostruzione del dopoguerra, che arriva fino agli anni 70. La seconda fase è quella del recupero urbano, che inizia verso la metà fine degli anni 70 e attraversa tutto il secolo fino ad oggi, con un punto di flesso che parte agli inizi del nuovo secolo e che è marcato pesantemente dal tracollo della programmazione pubblica e da una ripresa di uno sviluppo, diciamo così, disconnesso, che non è più omogeneo e diffuso come era in passato, ma che è invece un po', come dire, eterogeneo, fondamentalmente costituito da grandi attrezzature, di cui l'aeroporto rappresenta il caso più emblematico, ma non solo. Allora, il punto di partenza sono i piani degli anni 60 che la Mariella Zoppi vi ha fatto già vedere. Voi vedete in questa diapositiva, nella colonna di sinistra, il modello di riferimento che è del rapporto fra città e piana, che è il piano di Amsterdam di Van Esteren. Sulla colonna di destra c'è un dettaglio del piano di Firenze in cui si vede la famosa forbice, quella che è il sistema di apertura dello sviluppo urbanistico della piana, costituito dalle direttrici di Sesto a nord e dall'altra direttrice che prende, diciamo, la Pistoiese e poi lo Smannoro a sud, e nel mezzo c'è il parco della piana con il centro direzionale all'interno. L'aeroporto è scomparso, come vedete. L'idea guida di questo progetto è quella del movimento moderno, e cioè che l'idea che gli sviluppi urbanistici dovessero avvenire dentro un parco pubblico, perché il suolo in questi modelli, come in questo piano, era completamente pubblico. E vedete in alto a destra quel disegnino di Le Corbusier che interpreta questa idea di città, cioè una città dove il suolo era completamente pubblico, un parco comune e sul quale sorgevano gli sviluppi. Questa idea è stata messa in pratica dal modello di riferimento di Amsterdam, come vedete la parte di sinistra, che ha funzionato come guida per il disegno del piano di Firenze. Sotto vedete la differenza che c'è fra Firenze e Amsterdam. A Amsterdam questo modello si è realizzato. La foto in basso di sinistra è tratta dall'archivio Cederna. Ho messo questa foto per dimostrare che il modello di questa idea di città era un modello che all'epoca era considerato molto positivo, cioè era un modello dove si accettava questa idea di città composta dal suolo pubblico, dal parco e all'interno da un'urbanizzazione, da uno sviluppo urbanistico.
In basso a destra vedete uno schema, quello schemino che si vede male purtroppo, quello lì, dove è stato intarsiato il modello del parco di Amsterdam dentro lo spazio di Firenze. È un disegno fatto da Adriano Montemagni, uno storico collaboratore di Edoardo Detti, che nel 90, nell'ambito degli studi per lo schema strutturale, tentò di dimostrare diciamo la similitudine, la somiglianza tra la struttura della piana e la struttura del parco, e inserì questo paro, il piano del parco di Amsterdam Sud, che è questo in basso, non è quello della Fobice, è quello sotto, e lo mise lì. Invece, diciamo, l'interpretazione più completa dell'idea del piano Detti è nella figura al centro in basso, che è il disegno che accompagnava il concorso dell'Università del 1971, che è stato vinto dal gruppo Detti e Gregotti, e per il quale fu preparata una visione del Parco della Piana, che è qui rappresentato come un sistema di giardini formali, di viali e di canali. Naturalmente, scusa se ti interrompo, a casa non vedo tutta la striscia bassa, non so perché, scusate, no, lo salvo in PDF, credo. No. Anna, scusa, ma non è in presentazione? È in presentazione, ma si vede in presentazione qui, ma a casa no, perché anch'io lo vedo come voi nel mio, capito? Non capisco perché. Allora, vediamo. Giorgio, come va? Scusate, Anche il tuo lavoro. vediamo. Com'è che qui si salva in PDF? Per l'appunto non è il mio computer, per cui non so. Vedi, a casa lo vedono così, però si può far così. Riduci. Lo riduco così, lo vedo più piccino, ma lo vedo tutto. Almeno vedono qualcosa, Ok. perché se no mi sembra di Abbiate parlare. pazienza, sì, scusate, si ricondivide, lo vedete ancora più piccolo, ma lo vedete tutto. Lo vedete ora? Aspetta, un attimo, No. si nasconde. Si vede ora? Sì, ora si vede tutto. Ora sì. Grazie allora, mille. ripeto rapidamente, avete visto, ho mostrato la colonna di immagini di sinistra, mostra il piano di Amsterdam con la sua realizzazione in basso. La colonna di destra mostra il piano di Firenze del 62 con un'interpretazione di questo parco come è stata data nel concorso del 71, che è l'immagine sottostante, e a destra in basso l'intarsio che è stato fatto del parco di Amsterdam nello spazio del parco di Firenze. In alto a destra c'è questa immagine che ho messo di Le Corbusier per rappresentare l'idea di città che guidava questi piani e queste visioni di sviluppo, dove il suolo pubblico destinato a parco conteneva gli sviluppi urbanistici. Diciamo, la realtà, come si sa, è andata in maniera completamente diversa. La Daniela Poli ha fatto vedere come l'urbanizzazione diffusa ha consumato, ha eroso tutti gli spazi, e lo sviluppo è andato in maniera tutta su una direzione totalmente difforme rispetto a quella che si pensava. Mi scorre la diapositiva a casa, si vede sempre la prima. Non so perché. Ma perché è un computer nuovo, è quello di Leonardo, e così. Dovete guardare vicino qui. Vabbè, io cerco di interpretare come se fossero dei simboli questi disegni che rappresentano delle idee che cerco di spiegarvi a voce. Speriamo di essere chiaro. Allora, a un certo punto cosa succede? Succede che questa crescita intensa per cui i piani degli anni 60 erano stati concepiti rallenta e si afferma, almeno sulla carta, una diversa politica, che è quella del recupero. Le città, cioè, non si sviluppano più occupando spazi esterno, ma si sviluppano al loro interno. La storia di questo recupero nella piana fiorentina dovrebbe cominciare da un concorso nel 76, quando per il nuovo centro direzionale il gruppo Airaldi propose un progetto nel quale le nuove funzioni che erano state messe a concorso, e cioè il nuovo palazzo dell'università, nuovi insediamenti terziari, anziché
anziché occupare gli spazi della piana, occupavano aree dismesse all'interno del perimetro urbano e nello stesso tempo questa visione di recupero veniva applicata anche al sistema delle infrastrutture, cioè si abbandonava il cosiddetto asse attrezzato, che erano ipotesi forti del piano detti, e lo si sostituiva con una serie di integrazioni della viabilità esistente. I disegni della colonna di sinistra rappresentano, il disegno in alto fa vedere che queste macchie in generale che si vedono sono aree urbane esistenti, alcune delle quali sono stabilimenti dismessi o inquinanti dell'area tra Firenze e Sesto e venivano destinati ad altre funzioni. Cioè, e per la prima volta si pone il problema di non consumare il suolo della piana, ma di riusare gli spazi. Questo tema di recupero poi procederà per parecchi decenni, anzi in teoria dovrebbe proseguire ancora, anche se come vi dicevo c'è stata una variazione all'inizio. Un'altra tappa importante è il piano di recupero della Breda dei primi anni '80 di Giancarlo De Carlo. Perché è importante? Perché per la prima volta una grossa area industriale viene concepita per assorbire tutto lo sviluppo interno, ma non solo, ma viene riutilizzata per ospitare residenti, tutte le funzioni urbane. Quest'area Breda avrebbe dovuto contenere, senza dover sviluppare niente all'esterno, tutte le funzioni urbane di sviluppo. Non solo, con l'occasione di questa recupero, De Carlo torna ad affermare un principio che è una costante della pianificazione urbanistica moderna, e cioè l'apertura al territorio. Tutti i piani urbanistici moderni non concepiscono, almeno quelli ovviamente quelli di qualità, non concepiscono la città come un ambito chiuso, ma lo concepiscono come un organismo che istituisce delle relazioni con lo spazio aperto. E infatti il disegno di sotto, che è questo schemino qui, individua a partire dal recupero dell'area Breda tutto il sistema delle relazioni dei temi verdi e degli spazi di parco, dei giardini e dei percorsi pedonali alternativi che avrebbero dovuto collegare il cuore delle previsioni degli spazi pubblici centrali col territorio. Su questa linea si potrebbero mostrare tanti altri piani e progetti. Io ve ne ho scelto soltanto altri 2 o 3, di cui uno è il piano di Prato, un piano molto discusso perché presenta aspetti un po' ambigui, però indubbiamente aveva un aspetto centrale per il discorso che sta facendo, e cioè trattava il suolo come uno spazio da tutelare, non solo, ma anche da riprogettare con una sua figura. Tutte queste mappe che vediamo e che ora per semplicità non spiego, da una parte individuano i temi ambientali più importanti, i temi verdi, i temi dell'acqua, gli spazi agricoli naturali che venivano rigorosamente protetti e vincolati, e dall'altra il disegno di sinistra trasforma queste previsioni di analisi in vincoli e previsioni sulle trasformazioni urbane. Naturalmente quasi nessuno di questi piani si è realizzati, ma hanno lasciato tutta una serie di indicazioni che a mio avviso sarebbe anche utile riprendere, perché molti di questi temi e delle soluzioni date forse sono ancora attuali. Un'altra tappa importante poi è lo schema strutturale del 90 della regione toscana, che comincia la pianificazione intercomunale dell'area Firenze-Prato ha una lunga storia, però in questo periodo con la regione negli anni 90 a questa visione urbanistica di coordinamento viene aggiunta una analisi tecnica molto precisa delle strutture ambientali della piana, che ora io non mi dilungo a spiegarla, però ho scelto, anziché lo schema della pianificazione che vi è stato già mostrato dalla Daniela Poli in una delle relazioni precedenti, che faceva vedere il coordinamento dei piani, io ho preferito farvi vedere alcune analisi che affrontano il tema del recupero ambientale della piana, particolarmente salvaguardando le aree agricole, cioè il disegno di sopra, e vincolando i temi idraulici, che è la tavola di sotto, per farvi vedere che queste letture tecnico-scientifiche non sono state semplicemente cancellate. La memoria corta dei nostri amministratori ha cancellato tutti questi studi, che naturalmente ora saranno invecchiati perché la metà erose, però a suo tempo avevano un valore anche innovativo. Mentre sotto c'è un'altra cosa importante che
poco nota e che è un disegno del Parco della Piana che è stato fatto da Paolo Donati, un altro storico collaboratore di Detti, che abilissimo e sensibile disegnatore, che ricostruì un disegno della Piana diverso da quello che vi ho fatto vedere come era rappresentato nel concorso dell'Università del 71, che era un po' una visione un po' astratta, utopistica, che non teneva conto dell'andamento dei canali, del disegno delle aree umide. Questo invece tiene conto della struttura naturalistica, ci affianca come delle isole compatte le previsioni di urbanizzazione principali, che sono l'area fondiaria a destra e l'aeroporto, che è stato a questo punto inserito come nello schema strutturale, a differenza del piano regolatore di Detti, e lo sviluppo dell'università. Però devo dire che a questo punto si può pensare che l'idea di città che aveva guidato l'urbanistica novecentesca, e cioè quella del parco pubblico, dove il suolo è pubblico, nel quale si inseriscono gli sviluppi, è sostituita non tanto qui, ma insomma in Europa, da un'altra idea che si potrebbe chiamare quella dell'arcipelago, cioè l'urbanizzazione per interpretare l'urbanizzazione diffusa. Si usa questa metafora che è stata coniata per Berlino, cioè per una città fatta di pezzi separati da canali, e che poteva essere applicata anche a Firenze, perché le isole urbane, cioè questi pezzi di urbanizzazione, avrebbero potuto essere separati dalla Laguna Verde, se ci fosse stata, come dire, la volontà di sostituire a quell'idea guida una seconda idea guida. Ma in realtà a me sembra che all'idea guida novecentesca, che è quella del parco pubblico della Piana, ancora non è stata sostituita un'idea, nonostante gli sforzi, tra i quali quelli di Giorgio Pizziolo, che è qui, che poi vi farò vedere, ma non ha avuto queste nuove idee, non sono riuscite a imporsi, perché nel frattempo è successo il tracollo definitivo della programmazione pubblica. Ecco, secondo me un progetto, diciamo, di recupero dove si mette in equilibrio i due ambienti, cioè quello del recupero urbanistico delle aree degradate e dismesse e il recupero ambientale, messo al dettaglio, è lo studio di De Carlo per il recupero del parco, insomma dell'area delle piagge e del parco Lungolano, che è qui rappresentato. Qui c'è appunto, viene istituito un disegno di equilibrio in cui il recupero accurato di tutte le aree dismesse, che vengono sostituite da nuove funzioni sia residenziali che di servizi, viene accompagnato da un recupero molto accurato delle tematiche ambientali e anche da una nuova visione delle infrastrutture adeguata. Poi vedremo che il tema del recupero delle aree urbane oggi è visto con molta diffidenza. Avvicinarsi alle questioni delle aree urbane è visto con molta diffidenza, considerato lo stato di contrasto tra forse non è stato detto il titolo del mio intervento, era il progetto del parco contro il non progetto della Piana, che forse sono partito da questo contrasto per dire che questa situazione a cui siamo arrivati oggi, diciamo, è la conclusione di una lunga storia di questi rapporti, che non è partita storicamente, ma insomma anche in epoca moderna non è partita in questi termini di contrapposizione, ma è partita con tentativi di apertura, di integrazione, eccetera, e poi è finita oggi questa netta contrasto. Ecco, l'esempio, questo è forse l'ultimo esempio, e forse anche il più completo e il più preciso di un diverso modo di intendere questo rapporto. Ecco, allora diciamo, a un certo punto succede che il tracollo della programmazione pubblica, che è arrivata, secondo me, io personalmente la vedo alla fine degli anni 90, l'inizio proprio del tracollo, anche se i sintomi sono evidentemente precedenti, però il vero e proprio tracollo in Toscana è cominciato con il cambio di atteggiamento della regione toscana, l'abbandono della linea di recupero delle leggi degli anni 80 che avevano
più o meno istituito un clima perlomeno attento alle tematiche del recupero e della salvaguardia, che a partire da un certo periodo, con un'operazione di greenwashing, si può dire, di greenwashing, sono sostituite in maniera molto, strumentale e fasulla da tematiche ambientali assolutamente disattese. E oggi siamo a uno stato di contrasto in cui sulla sinistra vedete quella che secondo me è la nozione più completa che oggi può interpretare le condizioni della piana, cioè la nozione di bioregione. La nozione di bioregione, a cui ha lavorato anche Giorgio Pizziola e Alberto Magnaghi, affianca alle tematiche ecologiche che si erano sviluppate anche in precedenza, a partire dagli anni 90, affianca anche una visione, dell'economia rurale come attività fondamentale per la sopravvivenza della città e per la sopravvivenza del sistema ambientale. A sinistra vedete due immagini che rappresentano un po' questo concetto di bioregione. Una l'ho presa da Alterpiana, che è un sito a cui ha collaborato anche Giorgio, e quella in basso è un disegno tratto da un documento allegato al piano paesaggistico regionale di Alberto Magnaghi, che sono due interpretazioni di questa nozione, mentre sulla destra c'è il bailamme attuale, che devo dire non riguarda soltanto il bombardamento di progetti insensati sulla piana che sono rappresentati nel disegnino in base, ma riguarda anche lo stravolgimento delle previsioni che trattano la città, per esempio la privatizzazione del patrimonio pubblico, per esempio lo stravolgimento di quello che succede sul centro storico, perché se è vero che c'è questa complementarità tra l'assetto della piana e l'assetto della città, allora bisogna capire che per impedire che le pressioni alla gentrification, allo spostamento della popolazione fuori dalla città vadano a intasare, a spingere perché si costruisca della piana e perché si trasformi il centro storico facendoci, alberghi di lusso o cose di questo genere. E quindi tutte quelle operazioni in alto, la vendita del patrimonio pubblico, secondo me ha a che fare col degrado della piana in maniera non diretta, ma indirettamente anche questo. In basso ci sono tre immagini che rappresentano due diversi concetti della piana. A sinistra c'è una veduta di un incrocio di canali di bonifica, al centro ci sono le rovine delle cascine di Tavola e a destra c'è l'aeroporto di Tempelhof, su cui poi voglio fare un discorso. Queste due immagini qua a sinistra alludono alla necessità di fare una ricognizione accurata dei valori paesaggistici della piana, perché se è vero, come ha detto Leonardo, che la piana è un palinsesto, perché è un palinsesto sul quale si sono depositati le varie civilizzazioni, ciascuna delle quali ha lasciato un sistema di tracce, ma un disegno di tracce che poi si sono in parte, forse sarebbe il caso di ricostruirle con una certa accuratezza, perché a differenza della collina, le qualità della piana sono meno visibili e si vedono bene però oggi dall'aereo. Questa foto qui di sinistra fa parte di un volo aereo che negli anni '80 feci con Francesco Trivison per documentare proprio le condizioni della piana, e in cui scoprimmo che c'erano dei nodi, dei canali che sembravano delle opere di land art, di cui questo è uno, che a terra si percepiscono poco, ma che dall'aereo hanno, e ancora oggi, nonostante tutto, la tragedia, però se alcune di queste tracce si vedono. Ecco, a mio avviso questa roba dovrebbe essere censita e mi sembra che manchi ancora. Mentre dall'altra parte c'è i valori storici, perché sulle cascine di Tavola io non ho mai sentito qualcuno dire che mentre di quello dei canali della bonifica ci possono dire che ce ne facciamo di canali. Le cascine di Tavola però, le cascine di Tavola sono un valore, guardate come sono state vendute a un privato che ora ci farà un lavoro. E concludo, oltre al richiamo a
alcune delle cose che si sono viste prima, cioè alle indicazioni di recupero, che secondo me è un percorso che è stato avviato e poi grazie alle amministrazioni, alle nostre amministrazioni locali sono state diciamo indebitamente marginalizzate. Oltre a tutto quello, ecco, c'è una cosa che riguarda l'aeroporto. Io a questo punto vorrei lanciare una proposta, e cioè: perché non si può pensare che Italia Nostra proponga un concorso per riusare lo spazio dell'aeroporto, come se l'aeroporto non esistesse, un divertissement, come uno sliding doors aeroportuale. Pensare che, diciamo, all'aeroporto si possa studiare una sistemazione paesaggistica facendo come se l'aeroporto non esistesse. Probabilmente è una cosa che verrebbe considerata una provocazione, ma se si tratta come una specie di ipotesi diciamo utopistica, come se facciamo tante architettura, i progetti utopistici, si potrebbe pensare a una cosa di questo genere patrocinata da Italia Nostra, perché può darsi che un'operazione di questo genere concentri l'attenzione dell'opinione pubblica, attiri un po' di attenzione dell'opinione pubblica e forse contribuisca a far cambiare di passo coloro che pensano che l'aeroporto debba essere spostato e ingrandito. Grazie. Benissimo, grazie. C'è un commento da casa, lo leggo ora, sì. però dice: un piccolo esempio per l'area dei valori della Piana. Dopo la costruzione del nuovo Lucia Agnoletti in Val di Rose, adesso un nuovo progetto di linea tranviaria verso Sesto, la chiesina di Madonna del Piano verrà snaturata a livello di pensilina di una fermata del tram. Io non l'ho visto il progetto, però non ci credo. Allora, Puoi interrompere la presentazione? Sì. Non ce ne sono altre. Ok. Non è la presentazione, vero Gabriele? No. Prego. Benissimo, ecco. Allora, a questo punto invito il professor Gabriele Corsani. Eccoci. Va bene questa distanza? Ora lo vedo quando si siede. Siete alte. Ma sentite, ci vorrebbe il microfono secondo voi? Sì. Prego, Gabriele. Sì, ti senti. No, ma così lo dovrebbero sentire. Sto provare a chiudere, però di solito salta la wifi, proviamo. Lascia solo uno spiracino piccolo. Ecco. Buonasera e grazie per l'invito a essere parte di questa seduta così interessante. Dunque, abbiamo sentito come dagli anni 60-80 del Novecento la Piana sia stata una palestra della pianificazione del territorio, che approda a quello schema strutturale di Giovanni Astengo nel 1990. Di fatto, la legislazione nazionale di poco successiva, con la nascita della provincia di Prato e poi con la nascita della città metropolitana di Firenze, che comunque riprende grosso modo il perimetro della provincia, azzerano tutto quel quadro. Potremmo fermarci a considerare le cause profonde di questa pianificazione vanificata, questo destino dei piani a grande scala. Del resto, anche riferendoci a quelli alla scala comunale, i piani va già bene quando hanno ottenuto dei successi parziali. Un esempio principe di questa considerazione riguarda il piano regolatore di Firenze di Betti del 1962, che comunque ottiene un risultato notevolissimo per la salvaguardia delle colline. Riprendendo il filo della grande scala, uno si domanda: ma perché non potrebbe esserci stato un apporto, una nuova linfa propulsiva
con questa nuova regione, questa nuova provincia di Prato, che è una provincia strana, ha un primato, è la più piccola delle province italiane, con 7 comuni, e nasce nel 1992 dopo una lunga gestazione, diciamo, delle richieste che vengono dai pratesti fino agli anni 50. Perché? Perché se uno guarda la conformazione, è un territorio stretto e lungo, con andamento nord-sud, appunto, che riguarda tutta la valle del Bisenzio. E l'idea era quella che questa ricchezza prodotta da tutte le concerie, scusate, tutte le officine di tessili, sì, della depurazione della lana, situate lungo il fiume, dovesse ritornare ai pratesi, il prodotto, la ricchezza di Prato ai pratesi. È un'ironia della storia che quando nel 1992 per la Piana la provincia viene realizzata, si cominciano a chiudere tutte le fabbriche, e quindi è tra l'altro un esito così tutto sommato negativo. Un altro esempio, stavolta un'ironia con segno opposto, è quello del piano della riconfinazione, dei nuovi confini del comune di Firenze del 1929, quando il regime fascista, per punire la cintura rossa intorno alla città, assegna al comune di Sesto, che era uno dei principali imputati, un grande territorio, che è quello dello Smannoro, e prende invece a favore della città di Firenze tutta la zona della via delle Panche, Santo Stefano in Pane, eccetera. E di Castello. E di Castello, esatto. E lì il fatto succede nel dopoguerra, quando tutto questo territorio dello Smannoro diventa oro per il comune di Sesto. Ora, l'ipotesi di queste note è che un tentativo di ricomposizione di tutto il territorio della Piana potrebbe avvalersi dell'apporto di un ente, la parrocchia, considerato nei suoi aspetti laici di unità di aggregazione minima e di nucleo di resistenza territoriale. Quindi potrebbe giovare alla urbanistica un confronto con le parrocchie della diocesi di Firenze, Prato e Pistoia, per cogliere laicamente le occasioni scaturite da apporti non previsti dai piani. Cioè non c'è mai stata un'attenzione dell'urbanistica a questo possibile apporto. Una suggestione era venuta anche dalla lettura casuale, diciamo, di un articolo su una rivista inglese di urbanistica, la Town Planning Review del 1915, dove un letterato, che era fratello del grande urbanista Patrick Abercrombie, che era Lascelles Abercrombie, scrive che, se abbiamo più tempo posso leggere, fa una critica al concetto di conurbazione di Geddes e dice: non posso tuttavia supporre che qualcuno vedrà più chiaramente la conurbazione del Lancashire chiamandola Lancaston. Al contrario, tale etichettatura è piuttosto atta a sostituire una genuina riflessione. C'è un pericolo particolare anche per l'urbanistica. Infatti va ricordato che quando una città si è integrata con altre in una massa cittadina, qualcosa le si aggiunge, ma non le si toglie molto. È la stessa città e qualcosa di più. Il punto è che gli abitanti del paese lo riterranno come il comune stesso, l'entità storica, il campanilismo, e cioè la sopravviverà questo campanilismo certamente alla conurbazione. E il campanilismo è una forza notevole di cui l'urbanistica deve sempre prendere atto. Ora, il termine campanilismo, che si può tradurre anche come provincialismo, spirito ristretto, diciamo, è parrocchialismo, che vale anche per
in senso proprio per l'organizzazione parrocchiale. E comunque, anche se lo chiamiamo campanilismo, ha sempre la matrice il campanile, la parrocchia, e quindi c'è questo riferimento che lui invoca per l'urbanistica. La parrocchia, uno può osservare che è in crisi, al pari degli altri enti di amministrazione pubblica, al pari dei partiti. Del resto, chi non è in crisi oggi di queste entità rammentate? È anche una crisi che dura da tempo per la parrocchia. Per il nostro territorio, se vogliamo avvalerci di riferimenti storici alle soglie della contemporaneità, non sarebbe inutile un'analisi delle proposte e dell'opera di Scipione de' Ricci, vescovo di Prato e di Pistoia nella seconda metà del Settecento, e cioè un'analisi dei suoi tentativi di riforma anche sul piano laico della conduzione delle parrocchie. Questi tentativi supportati dal Granduca Pietro Leopoldo con molto slancio. Quando però nel 1790 Pietro Leopoldo lascia la Toscana per la corona imperiale a Vienna, le accuse di giansenismo, di rigorismo giansenista si fecero tanto intense da costringere Scipione de' Ricci alle dimissioni per evitare il peggio. Quanto alla crisi delle parrocchie, però, si può osservare che proprio a Firenze, dagli anni 50 a oggi, si sono avute 3 esperienze di parrocchie di nuova costituzione che hanno scosso non solo il mondo religioso, ma anche hanno avuto un risalto, forse maggiore, nel mondo laico. Di questi 3 casi, il primo è la parrocchia dell'Isolotto, nata nel 1954 e resa celebre non solo in Italia dalle iniziative di Don Enzo Mazzi, che ne è parroco dal 56 al 68 e che ha avuto un primo coagulo nella rivendicazione della scuola del quartiere. Come sappiamo, l'isolotto, il primo isolotto degli primi anni 50, nel 54 c'era l'assegnazione del primo lotto di case da parte di Lapira, eccetera. Ha avuto poi la presenza, a base della presenza di Don Enzo Mazzi come parroco dal 56 al 68 e il primo nucleo della rivendicazione riguarda proprio nei confronti del comune la costruzione della scuola del quartiere, quello della Montagnola, che era stata prevista ma mai attuata. Il secondo esempio è la parrocchia della Nava a Rovezzano, nata nel 62 e retta fino al 68 da Don Luigi Rosaloni, figura luminosa di sacerdote intellettuale, propositore di riforme anche quindi del ruolo della parrocchia. È morto giovane nel 1972, a poco più di 40 anni, è stato un attivo sostenitore delle comunità cristiane di base, ha scritto, c'è un libro pubblicato nell'89, mi pare, di lettere e di pensieri, di saggi di lui, che è molto istruttivo anche sulle proposte del riordinamento e di una rivisitazione del concetto della realtà della parrocchia. Il terzo esempio, tuttora attivo, è la comunità delle Piagge, non la parrocchia delle Piagge, la comunità, sarebbe la comunità di base di Don Antonio Santoro, che si diceva con Marco Massa, anzi lo ringrazio perché lui mi ha dato dei suggerimenti al riguardo, che è interessante perché si fa in quella comunità accoglienza anche ai musulmani e ai cinesi, soprattutto per il tema della scuola, e cioè c'è un'apertura veramente notevole verso queste realtà. Osserviamo che queste parrocchie sono anche fisicamente lontane dalla città, la più vicina è l'Isolotto, sull'altra riva del fiume, di fronte al Parco delle Cascine, però c'è una lontananza che dura per molti anni. Quando ci sono queste manifestazioni di grande risonanza, c'è tutta una letteratura di libri, eccetera. La parrocchia è vista come qualcosa di
avulso dalla realtà fiorentina. Lo stesso la parrocchia della Nave a Rovezzano di Don Rosaloni, che è anche questa sulla riva sinistra, è stata una realtà scissa dal contesto fiorentino, con più quella delle Piagge, che è l'unica sulla riva destra. Fra l'altro, ecco, una constatazione su un dato puramente casuale: sono tutte prossime all'Arno, queste parrocchie. Forse potrebbe essere trovato un qualche significato. Comunque, tutte e tre hanno avuto e hanno, con l'esperienza di San Santoro, una identificazione primaria nella promozione della scuola. In questo ambito non è possibile non andare col pensiero a Don Lorenzo Milani, non Don Lorenzo Milani della scuola di Barbiana, quello precedente, che aveva istituito sì un'altra scuola, la scuola serale di San Donato a Calenzano, perché era viceparroco cappellano della parrocchia di San Donato a Calenzano, della Pieve. E quindi il Don Milani, di un libro che secondo me, ma non solo secondo me, è il suo libro più bello, più di Lettera a una professoressa, che è Esperienze pastorali del 58, che è un libro splendido di analisi della parrocchia in rapporto sia alla montagna che sta alle spalle, diciamo, di questo luogo, sia in rapporto allo sviluppo della valle. E un libro anche di teologia del lavoro, oltre che di analisi, che lui firma in proprio, mentre, come sappiamo, Lettera a una professoressa ha firmato la scuola di Barbiana, no? Poi è di Don Milani lo stesso, per essere molto chiari. E questo invece firmato da lui, Don Lorenzo Milani, Esperienze pastorali. Ebbe una gestazione molto lunga per la fase editoriale, perché non si trovava chi desse una valle. È stato alla fine il vescovo di Camerino, Monsignor Davac, che fa una bellissima prefazione di più di 20 pagine, una cosa molto interessante. E c'è un dato che non riguarda questo tema della Piana, però lo leggo perché è una sorta di presentazione, di epigrafe, e per l'epoca chiaramente secondo profetica. Questo lavoro è dedicato ai missionari cinesi del Vicariato Apostolico d'Etruria, perché contemplando i ruderi del nostro campanile e domandandosi il perché della pesante mano di Dio su di noi, abbiano dalla nostra stessa confessione ed oriente risposta. Lui solo vogliamo dunque ringraziare della nostra giusta condanna, che ad essi ha dato occasione di eterna salvezza. Se dunque da questa umile opera entrarono per il loro ministero trovare ammaestramento non ti leggo bene. Finisco. Sì, grazie. Allora, dunque, se dunque da questa umile opera potranno per il loro ministero trovare ammaestramento, non manchino di pregare in cinese il Cristo misericordioso, perché dei nostri errori, di cui siamo stati ad un tempo vittime e autori, voglia misericordiosamente abbreviarci la pena. San Donato, dicembre 1954. Sì, ecco. Grazie. Nulla.
dei punti specifici per quanto riguarda il tema principale. Cito alcune frasi dall'Osservatorio di San Donato a Calenzano, che dice Don Milani, parrocchia posta tra le ultime pendici dei monti e la pianura, che ha l'aspetto di un albergo intermedio in cui si adatta a pernottare per qualche anno il montanaro che fugge verso la città. Don Milani si interroga su questo flusso migratorio e assiste allo strettolamento sociale e religioso del mondo rurale, mentre nelle campagne suburbane della pianura si afferma la scomposta crescita priva di ogni coagulo e di società civile. È un amaro bilancio. Parlavo piano, mi dispiace, io della voce. Proviamo ad alzare un po'. Proprio attaccare il microfono. No, non si sente niente. Non funziona. No. Mi dispiace. Siamo zitti noi. Prego, Gabriele. Prego. Sì. Un'ultima considerazione è che, contrariamente o a differenza di tutta la cultura cattolica di stampo rurale, che è chiaramente avversa alla città, Don Milani è invece favorevole all'esperienza dell'organismo urbano. Dice: una popolazione come la nostra, di cui una parte si dice cristiana, pur mostrando, come abbiamo visto, la più assoluta indifferenza per la grazia, e un'altra grossa parte si dice comunista e non è riuscita ancora a esprimere neanche un trasporto civile, è malata innanzitutto di coerenza. La città le potrà dunque far bene. Una popolazione come la nostra quindi è malata anzitutto di incoerenza. La città le potrà dunque far bene. Come il formalismo incoerente dei montanari si è attenuato qui a San Donato, sparirà del tutto a contatto del mondo aperto e generoso degli operai cittadini. Quando le loro menti saranno aperte, sarà più facile riparlar loro del Signore. Ecco, questa è la conclusione del lungo capitolo sull'Esodo, di esperienze pastorali, e si riconnette alla epigrafe con quella dedica straordinaria. Pensavo nel 54, pensare ai missionari cinesi, che ora sembrano più prossimi venturi, non so se prossimi venturi, ma insomma molto più vicini. Credo sia una riprova della lungimiranza e della grande capacità di visione di Don Milani, e una riprova di quello che potrebbe essere l'apporto della parrocchia visto dal punto dal punto di vista della sua partecipazione alla vita sociale, di cui è sempre stata un presidio di cui vale la pena di tener conto, potrebbe valere la pena di tener conto. Grazie. Grazie. Allora, mi piace l'idea della parrocchia, diciamo, resistente. Ci vorrebbero però dei parroci un po' combattenti, ecco. Magari questa è una prerogativa, come diceva giustamente lei, delle parrocchie un po' più di confine. Ora, in città con lo spopolamento, francamente, molte parrocchie sono veramente, direi, esangui, no? Penso a quella di Santa Lucia al Prato, penso alla stessa parrocchia, quella del Carmine, insomma. Chiese enormi, ma poco. Ecco, a proposito, al riguardo, ci sono
delle considerazioni. C'è un volume molto interessante, non l'ho portato perché anche quello è tutto, questi libri degli anni 70 sono incollati e quindi poi dopo un paio di aperture si fendono irrimediabilmente. Questo volume dell'annuario diocesano del 70 è una miniera di dati sulle parrocchie ed è una rappresentazione dell'istituto della parrocchia nel momento in cui iniziano, da un lato, le ultime fondazioni di parrocchie nuove, come quella delle Piagge, che non si chiama parrocchia, è una comunità di base. Dall'altro inizia in maniera più evidente, più numerosa, sia assolutamente che percentualmente, la riduzione del numero delle parrocchie. Nell'annuario diocesano citato, le parrocchie urbane sono un centinaio e quelle extraurbane, questa diocesi che ricalca quasi i confini della provincia, quella della città metropolitana, appena un po' più piccola, anche perché c'è la parte della buffissima della diocesi di Fiesole incastrata, sono 404 mi pare, le altre sono quindi una novantina, si arriva al numero di poco sotto le 500 unità. E un decreto della Curia del 2010 soltanto nel centro della città riduce da 22 a 7 le parrocchie, di cui una è proprio quella Santa Lucia sul Prato, da 22 a 7. Quindi se si guarda la consistenza attuale siamo a meno della metà di questo numero. Questa è una considerazione che insomma non inficia questo richiamo perché il territorio non viene accorpato, ma c'è la stessa presenza degli abitanti in una entità più grande, però non dovrebbe comportare... Sì, non altera il discorso, diciamo, di fondo, di presidi del territorio che possono avere una grande rilevanza. Io, ecco, concluderei dando lettura veramente molto breve, però interessante perché ci porta a ulteriori stimoli per questa nostra tavola rotonda del contributo di Ilaria Agostini, che ha come titolo Firenze, la Piana, il dominio e l'autogoverno. Allora, la Piana fiorentina è al collasso. Le grandi opere che già vi si insistono e quelle che vi vengono prospettate rendono impossibile pensare a un futuro vitale per i territori a corona della città di Firenze e per Firenze stessa. È urgente e necessario abbandonare le politiche attuate sin qui nel solco dell'estrazione di valore del patrimonio urbano e territoriale. Cessare le politiche condotte nel nome della rendita immobiliare e fondiaria, che hanno esaltato il nucleo storico fiorentino, riversando il pattume nei comuni circonvicini. È la politica dello scarto, che vuole saturare l'ultima area libera a nord-ovest, che vuole gli inceneritori, l'ampliamento dell'autostrada a danno dei terreni agricoli o potenzialmente tali, che impone ettari ed ettari di sedicenti attrezzature sportive, in realtà grandi volumetrie a pro degli investitori esteri. Oggi è necessario decostruire i paradigmi della gestione del territorio. È necessario passare da uno strumento di dominio territoriale accentrato nelle mani del sindaco del capoluogo ad un sistema cooperativo che abbracci le istanze del vivente. Un ecosistema che ricomprenda la città basato sull'autogoverno, sul mutualismo e sulla cooperazione territoriale. Il paradigma centro-periferico deve cedere il passo a una visione ecosistemica,
capace di immaginare e dar vita ad un governo partecipativo e federativo, all'autoproduzione agricola, all'integrazione tra urbano e rurale. Allora, per attuare questa rivoluzione le soluzioni esistono. Anziché accelerare sull'urbanizzazione con centri commerciali, lottizzazioni e cementificazioni tipo caserma dei Carabinieri a Castello, anziché prospettare palliativi di tipo green, che altro non sono che creazione di nuovo mercato per un capitalismo tinto di verde, è necessario cercare equilibri tra produzione e riproduzione. Non basta lo stop al consumo di suolo, occorre restituire terreno, ricomprendere il vivente nella città. Occorre attuare il progetto di Parco della Piana e dare respiro ai biodistretti. Anziché assumere le istanze dei potenti, prospettando trasformazioni urbane nel nome dell'economia, del brand, dell'attrattività globale, dell'investimento estero, è urgente fornire case e un ambiente di vita dignitoso a partire dagli ultimi e dagli umili. All'immoralità dell'economia sostituire l'etica del vivente. Anziché insistere sulla favola della Smart City, che demanda le decisioni all'algoritmo e alle piattaforme, è necessario riappropriarsi del potere sulle trasformazioni del territorio e della città. Anziché progettare grandi opere come aeroporto, mega svincoli, raddoppi autostradali, sottoattraversamento TAV, linee tranviarie e centripete, è urgente ripensare il sistema della viabilità, con una rete del trasporto pubblico che ricolleghi trasversalmente i centri della Piana. Le forze ci sono, è già stato dimostrato in passato, quando i comuni della Piana hanno dato più di una lezione di politica urbanistica a Firenze e ancora una volta prendiamo qui a prestito un'intuizione di Carlo Cattaneo. Sarà la cintura policentrica dei comuni della Piana, Firenze, Prato e Pistoia, a fare il destino della bioregione fiorentina. Ecco, e a questo punto, diciamo, con questo contributo di Ilaria, che appunto non è presente, penso che sia stata ulteriormente messa carne al fuoco per diciamo sollecitare o suscitare in voi domande, richieste, chiarimenti o interventi, sia tra le persone qui presenti, sia per chi ci segue da casa. Se ci sono. Ma certo. Coda. C'è un piccolo libro molto datato di Erving Goodkin, Comunità e Ambiente, del 1960, dell'edizione di Comunità. Ecco, questo non tocca i temi di cui ho parlato, a cui ho accennato, però è una introduzione di metodo a delle considerazioni sul rapporto fra comunità e ambiente che vale la pena di leggere. C'è un'introduzione molto bella di Martin Buber, che ha scritto anche sull'utopia, sulla città, eccetera. Quindi raccomando per un approfondimento questo, che non ha nulla a che vedere con la Piana né con la parrocchia. Però. Benissimo. Eccolo. Bene, allora ci sono... con piacere, prego. Io anzi cederei la postazione. Perché almeno vedono anche da casa, esatto. si mette lì. Professor Pizziolo. Ecco, sì. Scusate, professor Penso che molti... Sì, Marco Massa, come si usa a dire in Toscana, ha invitato la lepre a correre. Non solo in Toscana. Va bene. No, io non voglio fare un intervento, anche se l'argomento ce ne sarebbe tante di cose da dire. Personalmente ci ho lavorato tanto tempo, specialmente nell'esperienza con Astengo,
quando si fece il piano strutturale Firenze-Prato-Pistoia, che secondo me è ancora alla base di tutte le riflessioni sulla città metropolitana, gli ecosistemi. Ma siccome Marco alla fine ha fatto una proposta provocazione, allora io in realtà sono anche venuto qui per comunicare una cosa. Il gruppo di Alterpiana, che sarebbe un gruppo formato da persone che lavorano in stretta collaborazione con i comitati della Piana, sia quelli contro l'aeroporto che contro l'inceneritore, insomma penso che ci conosciamo tutti, e in particolare una piccola associazione si chiama GRASP, che vuol dire Gruppi di Ricercazione Solidaria e Partecipata, sta lanciando, quindi stasera lo prendevo quasi, la proposta di affrontare questo tema appunto con un taglio che è già apparso stasera, che noi lo chiamiamo dell'ecosistema metropolitano Firenze-Prato-Pistoia. E parliamo volentieri di ecosistema proprio rifacendoci anche a quel cambiamento che è intervenuto sull'articolo 9 della Costituzione, per cogliere proprio l'importanza del valore dell'ecosistema come struttura complessiva che tiene in sé tutte le relazioni viventi, no? E quindi questo è l'elemento fondamentale. Sì, questo è uno dei nostri, insieme con altri gruppi che si lavora su questa cosa. Però si vorrebbe passare dalla, come dire, enunciazione a vedere di mettere in moto un processo che in qualche misura come dire, vada a realizzare o a prefigurare questa situazione, anche perché se si aspetta che siano le strutture ufficiali di questo territorio a farlo, non succederà mai niente. Anzi, noi possiamo benissimo immaginare che queste cose che si stanno dicendo probabilmente verrebbero ostacolate. Ora, questa idea dell'ecosistema metropolitano in realtà è importante se si comincia anche a declinarlo, appunto, volendolo fare non solo in termini ambientali e ecologici, ma come ormai è noto, facendo riferimento sia all'ecologia della mente che all'ecologia sociale, deve tenere insieme tutti i fattori viventi di questo territorio. E quindi di fatto il fatto di difendere la parte centrale della Piana impedendo l'aeroporto è una mossa strategica perché l'ecosistema esista, perché del resto è noto a tutti che dalle colline, dalle montagne tipo Calvana e Montemorello fino al sistema delle acque si costituisce un sistema naturale formato da strutture di questo tipo fondamentali, ma se dovesse mancare la parte centrale della Piana, il sistema affonderebbe, sarebbe zoppo. La Piana è come dire, il baricentro di tutto il sistema, il luogo di tutte le relazioni. Allora a questo punto non è che, come dire, noi abbiamo un odio contro l'aeroporto in sé per sé, è perché proprio non ci incastra niente, è l'elemento distruttivo di tutto il sistema, vuol dire levare la vita praticamente a il milione circa di popolazione che c'è su questo territorio. E per far questo appunto però si tratta poi di passare a delle situazioni dove l'ecosistema quindi deve essere difeso in quanto struttura ambientale, ma anche fatto vivere attraverso la popolazione. E quindi qui c'è da ricollegarsi, almeno la nostra idea, poi già abbiamo contatti in questo senso, dai ragazzi del venerdì agli operai della GNK, a tutte le situazioni periferiche di degrado che ci sono nella Piana, che sono tantissime. Chi frequenta un po' le piagge lo sa bene cosa c'è in questi tipi di periferie. E quindi secondo me questo è il valore di questa proposta dell'ecosistema metropolitano, che è sia una proposta territoriale, urbanistica, ambientale, ma è anche sociale e culturale. È una maniera nuova di pensare. Questo
è importantissimo. Quindi io alla proposta di Marco, e per dire poi, per sviluppare ancora un po' questo ragionamento, se si comincia a pensarci, noi si pensava per esempio a lavorare giusto sul concetto di cascine. Ci sono le cascine di Firenze, ci sono le cascine di Tavola. Secondo noi ci potrebbero essere le cascine metropolitane di Sesto in continuazione del polo scientifico, giusto sull'aeroporto, perché quello è il suo posto. E questa è una struttura, come dire, insieme culturale, scientifica, equilibratrice, che fornisce alla città delle possibilità. Ma questo è uno spunto che si potrebbe avere, ma ce ne sono anche altri. Nella Piana ci sarà un piccolo presidio a Sesto che nasce nella zona pre-aeroportuale, anche questo voluto dalle associazioni, ma ci sono a Campi altri movimenti interessanti. Anche quel discorso che facevi te sulle parrocchie è importantissimo. Dove si può citare tra le parrocchie attive in questa fase quella di Vicofaro a Pistoia, che secondo me è un'esperienza bellissima che stanno portando avanti, e altre che ci sono in giro. Quindi è vero, si tratta di recuperare tutto questo tessuto che c'è e che però è assolutamente minoritario in questo momento, che però può essere coinvolto in una specie di progetto collettivo. E quindi io non so se Marco Massa arriverà a formulare il suo progetto, però se vogliamo c'è già in mente una cosa simile, anzi tra pochi giorni dovremmo uscire ufficialmente, e quindi anche i presenti che fossero interessati a partecipare a questa attività sono invitati caldamente. Grazie. Volevo fare solo una domanda, cioè delle domande a Marco. Allora, sì, esatto, io rimetterei a questo punto, rimango laterale e via via chi risponde alle domande si posiziona al computer. Interessantissimo quello che è stato detto stasera sia da Gabriele che da Marco, dalla panoramica, dal contributo di Ilaria. Però partirei proprio dalle provocazioni finali, dall'intervento che ha fatto Giorgio, e pongo un paio di domande per chiedere, ma non per provocazione, ma per capire, perché il problema serio è noi dal 2000, Marco, lo sai benissimo, perché in questa città, nel momento in cui si è chiusa una fase, che è quello l'idea che la programmazione urbanistica potesse ancora essere governo del territorio, no? In realtà Firenze è diventato il modello dell'urbanistica contrattata, cioè della negazione di quello che era questo principio. Ci sono state esperienze stupende su San Salvi, sia di lavoro teorico di urbanistica come il gruppo tuo di cittadinanza attiva, c'è stato i progetti di urbanistica partecipata, perché noi si parla della piana di quella che è stato oggetto stasera, ma ci sono le piane, certo. C'è Monte Greve per esempio, il progetto partecipato del parco di Mantignano Miano, di cui era relatore e una bellissima tesi, poi dimostrava concretamente come lì si poteva fare un parco agricolo su chiave nuova. C'è stato fatto quella vergogna del Ferrari. Allora io pongo una domanda: in un momento in cui sembra che l'urbanistica come progetto del territorio non esista più, esiste però una politica che decide, nonostante tutta questa ricchezza di realtà che vanno dalle piagge, dalle parrocchie, dai movimenti di cittadinanza attiva, di esperienze di università importantissime. Noi ci dovremo, come ci possiamo porre il problema è che noi non possiamo finire solo come testimonianza da un museo poi come l'Adica che finiscano tutti nei musei d'arte contemporanea. Dobbiamo incidere, sperare che questi spezzoni di cascine, di realtà ancora aperte, di piani eccetera, possano diventare punti di partenza per rigenerare. Ecco, ma il problema non è politico, anche evidentemente politico, questa è la domanda che vi pongo, perché se no noi, guardate quello che è successo per aver tentato di opporsi nella piana
di Bagnaripoli a quella cosa del Viola Parma. Quindi c'è successo un'associazione, per non parlare di Valdina, delle quartiere, questa grande area lì, no? Allora la domanda è questa: ci possiamo anche, oltre a questa ricchezza di esperienze di cittadinanza attiva a cui facevo riferimento, di laboratorio, di progettazione, porre anche il problema politico? Perché qui noi abbiamo comunque delle amministrazioni che hanno sempre più poteri, nonostante PIT fatti in maniera buona anche dalla regione, eccetera, leggi regionali, di fare quello che vogliono nella prospettiva di una urbanistica contrattata dove i poteri forti poi sono quelli che decidano, al di là dello slogan che uso schematicamente, ma questa è la sensazione. Quindi la domanda da persone che avete lavorato, in particolare Marco, che ha lavorato tantissimo anche su questo, io ho sentito che il contributo con Idra su Costa San Giorgio alla Commissione Ambiente era spettacolare, hai demolito la variante che hanno fatto, però questi continuano a provare e non importa un filo secco di quello che viene lavorato. Sì, hanno sentito. Sì. Io chiedevo se posso rincarare in un certo senso la dose della domanda che è stata appena posta, perché lo sapete che adesso c'è questo disegno di legge regionale, il numero 92, che reca come titolo disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio, finalizzata all'attuazione delle misure previste dal PNRR, che apporta modifiche sia alla legge regionale 10 del 2010 che alla 65 del 2014, la legge Masson, dove praticamente si vuole introdurre la possibilità da parte dei consigli comunali di approvare dei semplici progetti, degli studi di fattibilità tecnica ed economica di un'opera pubblica o di pubblica utilità che siano connessi, diciamo, in cui si dichiari la loro connessione all'attuazione delle misure previste dal PNRR e di per sé acquisiscono la, diciamo, natura di variante automatica degli strumenti. Quindi basta in un certo senso autoproclamarsi progetto, studio di fattibilità connesso per assumere questa, diciamo, valenza e aggravata dal fatto che nel caso in cui questa, diciamo, variante preveda un nuovo impegno di suolo non edificato al di fuori della perimetrazione del territorio urbanizzato, è richiesto un pronunciamento positivo in sede di conferenza di copianificazione, ma si stabilisce il principio del silenzio assenso, cioè trascorsi 30 giorni senza che sia stato espresso parere favorevole, si intende accettato. E questo, diciamo, a questa previsione l'articolo 2 aggiunge l'ulteriore tragica previsione che questo tipo di varianti risulterebbero automaticamente sempre escluse dalla, diciamo, applicazione nei loro riguardi delle norme stabilite per la valutazione ambientale strategica e per la valutazione di impatto ambientale. Quindi questi sarebbero esonerati da quella forma di controllo che è la più coerente per poter accedere ai fondi del PNRR. Ecco, quindi, diciamo, aggravato, perché se poi noi... la casa ma sta dopo, rispondere a questo intanto, no? No, nel senso che c'è anche Raimondo che aveva chiesto una domanda. Poi c'è una domanda da casa. È un disegno, prego. Ho stampato, è un disegno del numero 92, disposizioni di semplificazione. Sì, la posso lasciare perché l'ho senza... Dunque, la domanda vorrebbe ritoccare... La domanda a Marco? A chi? No, alla tavola rotonda, cioè a lei. Questo va tolto, c'è ragione, scusi. Allora, la domanda è chi ha partecipato a tavola rotonda. Io come al solito sono uno che arriva sempre in ritardo
e quello che ha detto Marco non l'ho sentito, però me lo immagino perché ci conosciamo da parecchio tempo, come anche con Pizziolo, con Gabriele, meno con questa signora che si chiama Manganaro, che è una professoressa. No, non sono professoressa, sono una cittadina attiva. Io vengo dal mondo dei comitati, comitato tutela ex manifattura tabacchi di Firenze, e poi rete dei comitati. Perfetto, l'ex manifattura tabacchi di Firenze. Ma intanto faccio questa domanda a quelli che sono qui davanti a me e quelli che sono là in rete. E probabilmente molti di voi hanno seguito ieri alle 18 il sindaco che faceva il punto, lo faceva in rete, cioè si poteva guardare su YouTube. Il sindaco Nardella, l'ha visto qualcuno? Domanda? Non l'ho visto, ma so che c'è stato. Allora, io l'ho guardato perché mi volevo aggiornare, perché ero rimasto un po' indietro e volevo capire cosa bolliva in pentola. Allora, intanto rassicuro il professor Pizziolo, perché le conclusioni di Nardella erano molto simili a quelli di Pizziolo stasera. No. Sì, anche. No, si tratta di parole, ma anche lui diceva che bisognava lavorare sull'area metropolitana. Da casa dicono, purtroppo l'ho sentito, Aberrante, una Firenze più green, pessimo Nardella. Va bene, infatti questo lo dicono in tanti, perché io ho raccontato stamattina, perché io sono in pensione, quindi posso fermarmi a chiacchierare dal giornalaio. Io ho chiesto al giornalaio, dice Nardella, ma che si chiama? Perché Nardella ha fatto una relazione rose e fiori, il signore, ma invece volevo dire, è così, Nardella ha detto che si deve puntare, ha insistito molto su strategia, su resiliente, mi ha rispiegato bene che cosa vuol dire resiliente, io ancora non avevo capito bene la differenza tra resistente e resiliente, e così via. Voi la sapete invece la differenza, cosa vuol dire? Cioè si resiste, ma nello stesso tempo la resilienza è una capacità di adattarsi alle novità. Allora dobbiamo essere tutti resilienti. Cioè il mio discorso voleva essere, contrariamente a quello che diceva Nardella tutto ottimista, ma non era Nardella da solo. Ieri questo, e non voglio spingere, non sono così come ha detto il signore, non so chi l'ha detto, che non gli è piaciuto nel Nardella. Cioè io penso che c'è da trovare un punto di equilibrio, perché Nardella era tutto sul presente e su un futuro radioso, non c'era il passato, tant'è vero che si è permesso di dire, ora questa è una gaffa che ha fatto vera e propria, lui ha detto noi non faremo più i progetti facendo ricorso ai consulenti esterni come si faceva un tempo, come per esempio ha fatto il nome di Detti, come se Detti fosse stato un consulente esterno, ma come dire, non si arriva indietro agli anni 60, non si sa che il piano del 62 non l'ha fatto un consulente esterno, l'ha fatto l'assessore all'urbanistica del comune di Firenze. Cioè allora, no, ma io non voglio, c'è il problema delle nuove generazioni. Nardella è di una generazione successiva alla mia e a sua volta poi c'è tutta l'enfasi sulla new generation, come si dice, cioè sui figli di Nardella, sui futuri. Allora, secondo me questa differenza tra il breve periodo e il lungo periodo va bene ricordata, perché secondo me tutto quello che abbiamo fatto, ma non solo gli urbanisti, anche gli scienziati, anche i sociologi, hanno fatto le previsioni di lungo periodo, hanno fatto acqua, perché due avvenimenti imprevisti come il Covid e la guerra in Ucraina, questi due avvenimenti imprevisti scombussolano molto, dico, le cose. Quindi, secondo me, da un lato c'è un problema di avere un po' più di memoria, non voglio enfatizzare troppo il discorso sulla memoria, ma su quello che è successo perlomeno da
dal dopoguerra, dopo il 45 in poi, anche in una città come Firenze. E poi c'è così da togliere un po' di enfasi su questa parola della strategia, perché la strategia la si può anche fare oggi, però come dice, bisogna essere pronti a riadattare la strategia, perché a riadattare la strategia nel caso che accada qualcosa che non era stato previsto. Allora, io su queste cose forse sto parlando già troppo, ma volevo dire, come tutti sanno, come sa Marco, mi sono occupato molto di aree dismesse ed ho fatto un libro pubblicato nel 2009 che faceva il punto delle aree dismesse a Firenze, primo censimento nel 92, secondo censimento a distanza di 10 anni nel 2002. Oggi si riparla molto di aree dismesse. Il sindaco ha detto che, ormai tutti i progetti per le aree dismesse sono stati definiti. Ha detto che rimangono su 2 cose che sono rimaste indefinite anche dal punto di vista del consumo di suolo. Come era dismesso, dice, rimane la questione di una parte delle aree intorno alla stazione ferroviaria di Porta Prato. E poi c'è il problema di definire il progetto residuo della famosa area di Castello, il progetto residuo della famosa area di Castello. E tutto il resto è stato già definito. La mia riflessione era questa: il progetto, se voi andate a vedere quel quaderno, il progetto di cui si è ridiscusso recentemente perché è venuto per l'edificio militare in cima alla Costa San Giorgio, nel libro fatto da me nel 2002 c'erano già stati e sono raccontati 2 o 3 proposte analoghe di società che volevano fare l'albergo. E come poi ha dovuto dire l'assessore Cecilia Del Re, questo progetto l'ha deciso l'amministrazione precedente. Allora, qui il problema è anche quello i progetti di lungo periodo, come sono alcuni di questi. C'è questa famosa faccenda delle amministrazioni che si alternano, cambia il sindaco e cambia il progetto. E quindi tutto questo secondo me merita un po' più di riflessione e vabbè, l'ottimismo in una situazione pesante come quella che attraversiamo attualmente è sicuramente un requisito, però non esageriamo, l'enfasi sulla strategia forse è eccessiva, nello stesso tempo un po' più di conoscenza della storia. Per esempio, Giorgio, il parco, tu lo conosci meglio di me, ma il parco che tu hai chiamato il Parco di Sesto Fiorentino è il famoso parco della Piana di Astengo. Marco nell'intervento. Ho capito, che differenza c'è? Cioè c'è il progetto, ti avverto che anche il sindaco parla di partecipazione. No, però sono cose diverse, perché Giorgio ha introdotto tutta una serie di argomentazioni che non esistevano prima. No, la partecipazione, scusa, la partecipazione, che poi tra l'altro il problema nostro, di chi ci ha creduto prima, è di non avere riflettuto sui fallimenti delle esperienze di partecipazione, perché abbiamo fallito, perché le partecipazioni che abbiamo fatto era che si difendevano gli interessi del gruppo che partecipava, ma gli interessi del gruppo che partecipava erano contrapposti, che ne so, si parla dell'aeroporto di Firenze, che tu dici che, e anch'io dico, potrebbe essere una cazzata, fatemi dire, si parla dell'aeroporto di Firenze e appunto c'erano gli abitanti di Brozzi che sono contro l'aeroporto di Firenze, però scusa, perché le cose non previste sono anche le innovazioni tecnologiche. Tu sai che per 10 anni, 15 anni la regione è neonata, nel 1971 voleva fare l'aeroporto non a Firenze ma solo uno in Toscana, a Pisa. Aveva già incrementato il collegamento Firenze-Pisa, si faceva il biglietto già a Firenze, dico per velocizzare.
Ho capito, è quello che ridicono oggi, che ridicono gli oppositori degli albergatori, riprendono quel discorso lì. Cioè, quindi ci sono i corsi e i ricorsi, si ritorna su delle idee vecchie come se fossero nuove. Secondo me questa cosa è un po'... Facciamo fare la domanda da casa. Grazie Raimondo, però. No, rimani. Grazie Raimondo. Marco Panti, accenda pure la telecamera e il microfono. Ecco, sì, l'ho acceso. Sì, no, grazie. No, più forte, può parlare un po' più forte? Proviamo. Così, sentite? Sì, io non so come metterlo più forte, non so. Forse è un problema vostro. Io più di così non posso aumentare. Aspetta. Vabbè, prova a ripetere io poi. Non mi sentite? No, allora no, così non si può parlare. Se non riuscite, non so come mai, perché qui il microfono è normale, acceso. Aspetti, vediamo se non è mio sto computer, non riesco. Ci dovrebbe essere un volume. Io ho il volume con cui no, è al massimo, ce l'ho acceso. È al massimo, Allora, non so, momento. Se non mi sentite non posso parlare, chiaro, niente, mi dispiace, se non mi sentite. Provi, le faccio, io sento bene, provo a ripetere io. Volevo solo sottolineare. È partito tutto addirittura adesso. No, la sento. Si sente. Dicevo, no, volevo solo sottolineare che diciamo parliamo molto, giustamente era il tema di tutta la storia del convegno, insomma, che abbiamo fatto della storia della parte ovest della città, no? Ecco, però vorrei far notare e sottolineare che bisognerebbe interessarsi anche delle devastazioni che ci sono da tempo nella parte est, che sono molto meno hanno molto meno attenzione e purtroppo anche molto meno sensibilità della popolazione, perché mentre ci sono i comitati della piana, tutte queste belle cose, purtroppo nella parte est avvengono tantissime cose brutte, devastazioni ambientali di cui nessuno si interessa. Purtroppo la popolazione di quella zona probabilmente è meno sensibile. Un attimo, sentite? No, allora l'hanno sentita. Vado avanti, ho la voce frotta, poi quasi finito, e quindi volevo sottolineare 3 cose. Una è quella che tutti conoscono di più, quella del centro viola che è nel comune di Bagnarripoli, no? Zona est, comune di Bagnarripoli. Su quello non parlo, già conoscete, è una cosa molto discutibile, è una cosa impattante, invasiva, e questa almeno qualcuno se ne è occupata, un po' anche la stampa. L'altra cosa, poi arrivo alla terza, la seconda cosa su cui si è veramente, che è transitata quasi nell'ignavia, è il discorso molto grave, insomma, secondo me, che io abito in quella zona, chiaramente, del cosiddetto Parco della Piana, cioè hanno, come voi sapete, insomma, spianato completamente una vasta area vicino al Parco del Mensola, scusate, il Parco del Mensola, scusate, lapsus, lo vediamo, il Parco del Mensola, quindi nella zona del Mensola, diciamo dietro Coverciano, questa vasta area sotto Settignano, questa vastissima area tutta alberata, molto bella, zona di ville molto belle, amatissima da D'Annunzio e da Leonora Duse. Ecco, è stata spianata a zero, abbattuto tutti gli alberi per farvi una cassa di contenimento per l'Arno. Ma come fa a arrivare lì l'acqua dell'Arno? Io e tanti altri non lo capiamo, perché all'insù non ci può andare. Se arrivasse lì l'acqua dell'Arno, Firenze sarebbe sommersa. Quindi, e hanno nemmeno rimboschito, cioè hanno spianato un'area vastamente boschiva, abbattuto tutto, ed è una cosa. La terza cosa, che ancora meno è sotto l'attenzione vostra, di tutti noi, insomma, è il discorso che di questi ultimissimi tempi della ruberia, diciamo, del terreno che una volta era dell'Istituto Nazionale Sordomuti. Attenzione, non ente sordomuti, ma Istituto Nazionale. Era una scuola di cui io sono uno che se ne è interessato negli anni, tanti anni fa, di questo dismissione. Una scuola pubblica, un IPAB, che aveva vastissimi territori agricoli nella zona di Firenze Est, poderi molto grandi. Ecco, il potere centrale è rimasto incolto, perché la scuola fu chiusa d'autorità dalla regione nel 78,
Adesso, l'anno scorso, insomma, è stato dato questo enorme terreno, non è stato alienato, è stato dato in concessione gratuita, non mi ricordo se per 30 o 40 anni, ad un'associazione che si chiama Lumen, che ci fa bar, ristorante, concerti, comunque è privatizzato anche quello. Ecco, questa scomparsa di una vastissima area verde che poteva essere pubblica e data in questa maniera diciamo anomala, no? Della gestione praticamente è gratuita, gestione gratuita per 40 anni. Ecco, queste 3 aree sono 3 aree verdi devastate, non più, una addirittura privatizzata, l'ultima dell'Istituto Sordomuti, quell'altra ha abbattuto tutto gli alberi, la terza un centro sportivo, insomma, con tutte aree che vengono sottratte all'ambiente, alla popolazione. Ecco, volevo farvi notare che non c'è solo l'ovest, c'è anche l'est della città. Ecco, ditemi voi, insomma, qualche cosa ne pensate. Pensate se c'è un parere su questa questione, ecco, se si può fare qualcosa. Passo anche il video. Chiedo scusa se non funzionava. Perché anche loro. Sì. Magari Marco se vuole concludere. Sì, no, ma ci sono ma non ci... che aveva fatto lui. Ma vogliamo già concludere? No, sono le 7:15. Allora ma io non voglio concludere, io volevo rispondere a lui. Sì, no, mi sembra. Volevo dire, e forse mi sarebbe piaciuto rispondere anche a Raimondo, però insomma mi sembra importante a lui. No, volevo dire questo, cioè, io molto sinteticamente, perché ho fatto una cosa sintetica, ho tentato di dimostrare che in realtà per una proposta seria e completa che si dovrebbe fare oggi contro il bailamme che sta succedendo ovunque, occorrerebbe una visione che, senza buttare via il bambino con l'acqua sporca, riprendendo molte delle idee che a partire dagli anni 80, diciamo, sono state messe a punto e poi indebitamente scartate, però ricompleti una visione che secondo me anche la bioregione e anche l'ecosistema non completa, non presenta con la completezza, perché un limite di queste visioni è il fatto che la città è sempre contrapposta, cioè questa contrapposizione tra città e piana non riguarda solo il rapporto tra speculatori e cittadini incazzati, riguarda anche 2 visioni diverse che non si riescono a mio avviso ancora a integrare completamente, come dimostrava il progetto di De Carlo, che è uno dei rari casi dove si riusciva a trovare un disegno di equilibrio, come dice Raimondo, che tiene conto di tutte le esperienze accumulate, le complete. Però mi rendo conto che questa visione purtroppo non ha molto senso, perché a chi si rivolge un'idea di questo genere che dovrebbe basarsi su una programmazione integrata, contemporanea, pubblica, colta, è impossibile. Penso che vada bene le proposte che passano tra le comunità di cittadini che hanno un pochino modificato, come dire, la catena del ragionamento, e cioè nella prassi funziona così: i cittadini si arrabbiano, impongono il rispetto di alcune condizioni che riguardano le cose che giustamente Giorgio Pizziolo dice di interessare l'ecosistema complessivo, anche se a mio avviso dal punto di vista culturale tralasciano alcuni aspetti che evidentemente sono secondari in questa visione, però funziona perché pongono come un limite da cui bisogna partire per poi studiare anche e completare il progetto eventualmente con la definizione di quegli aspetti che riguardano i recuperi, la riqualificazione delle aree urbane che attualmente sono assolutamente in condizioni molto peggiori di quelle della piana, perché io penso che questa operazione di greenwashing di cui il sindaco Nardella ormai è diventato un campione riguarda fondamentalmente la città, riguarda più la città che la piana. La piana non è considerata una cosa dove giustamente i comitati si arrabbiano, ma Nardella penso che non dedichi, mentre invece il recupero delle aree sono operazioni ancora dove si giocano soldi, consenso, eccetera. Quindi credo che
io non so rispondere a quello che dicevi, cioè se diciamo come fare politica. Io credo che politicamente non ci siano molte speranze. Penso però che un'operazione come quella che fanno loro, io mi accodo volentieri a questa operazione, perché vedo che il comune di Sesto, per esempio, si è espresso contro l'aeroporto. Perché? Perché loro dicono basta, e quindi partono di lì e poi si capiterà se sarà possibile. E io a Giorgio che ha fatto questa offerta, e anche fatemi dire un'ultima cosa su questa storia dell'aeroporto, io diciamo contribuisco per quanto riguarda lo studio del recupero delle aree urbane nell'ottica di Decathlon. Vorrei lavorare in questo, cioè mettermi in coda al lato di queste operazioni. Quando ho fatto vedere l'operazione dell'aeroporto di Tempelhof era un aeroporto, forse lo sapete, non l'ho descritto perché pensavo lo conoscesse tutti, è un aeroporto che ha funzionato per tutta la guerra fredda come punto di approdo dei rifondamenti di Berlino quando c'era il muro. Cioè, quindi era un aeroporto importantissimo nel cuore della città, che nel 2008 è stato dismesso, c'è stato un concorso internazionale, è stato trasformato in un parco senza fare, non so se vi guardate su internet, non è che abbiamo fatto, Giorgio propone di trasformare l'aeroporto nelle cascine, lì hanno fatto la cosa più banale, ci fanno, tanto è bellissimo la stazione dell'aeroporto, non so se la conoscete, è una bellissima struttura edilizia, e poi senza modificare la pista, salvo che tagliarla in qualche parte, ci fanno le esposizioni delle mongolfiere e delle aquiloni, una cosa allegrissima, se vi battete su internet. Non c'è stato bisogno di grandi investimenti per quella cosa lì. E io pensavo che se si potesse immaginare un riuso dell'aeroporto di Firenze, quello lì è un esempio da guardare, ma non è solo, perché se guardate a Shanghai, nell'Ecuador, la capitale dell'Ecuador, Quito, hanno trasformato l'aeroporto che anche lì era nel cuore della città, l'hanno fatto diventare un fiume verde. Cioè perché c'erano incidenti in continuazione, cioè il mondo è pieno di aeroporti che vengono dismessi perché nessuna città al mondo ha l'aeroporto piantato dentro il centro. E come dicevi te, Raimondo, di prima, il fatto che sia stato tentato l'operazione di integrare non è stato completato perché avrebbe dovuto essere realizzata il famoso trasporto veloce Firenze-Pisa che in 20 minuti portava all'aeroporto, che non è stato mai fatto. Siamo ancora il tempo a farlo. Esatto, che ti sto dicendo, perché si deve, non si deve ripensare a cose di questo genere. Poi dopo naturalmente politicamente temo che queste cose resteranno un po' così, non so, però io penso che l'operazione di mandare avanti la tutela dei valori, delle cose che valgono, sia importante. E per questo che bisognerebbe dare più importanza ai valori anche della piana, valori paesaggistici, che non sono solo quelli ecosistemici che individuano, sono valori di paesaggio, perché il paesaggio oggi è un valore riconosciuto, vincolato dalle leggi, protetto, eccetera. Andrebbe anche la piana riletta alla luce della ricerca dei valori che oggi presenta dal punto di vista del paesaggio, perché questa è una cosa che aiuta a proteggerla. Grazie. Mi posso dire una cosa piccolina? Sì. No, io un po' una risposta di mondo, ma un po' in generale, forse direttamente. No, dico, noi in teoria si sarebbe detto un'operazione europea e anche mondiale che parla della riconversione ecologica dell'economia e della nostra società. Allora anche l'urbanistica, anche l'edilizia devono entrare dentro questa logica. Si rovescia il rapporto dentro la politica e quindi la politica che è dentro perché è una struttura fondamentale per realizzare questa riconversione. Sì, che si fa? Le faccio parlare? Sì, uno è Paolo Cerri. Ciao Simo, sono qui ancora. E per farla la fai. Devo cercare di parlare. Sul luogo dove abiti. Gli ambienti di vita, che sono poi anche il paesaggio, sono la struttura fondamentale della riconversione e della negazione della speculazione urbanistica. Gira e rigina siamo a questo punto. Però bisogna fare questo salto.
Bisogna farlo perché se no non esiste. E non è solo di pensiero, è anche di sperimentazione, di pratica, di ricercazione, appunto, come dicevamo prima. Grazie. Grazie. Allora do la parola a Paolo Celebre, ha alzato la mano. C'è il signore... Sì, c'è Paolo Celebre. C'è Paolo Celebre che ha alzato la mano. E ma anche Marco Panti, vabbè. Eccolo, Paolo. Sì, Paolo, ci sei? Non si sente, metti l'audio. Non ti si sente? Ci sono ora? Sì, perfetto. Aspetta, ti giro così sentono anche... Ok, vai. Parla pure, grazie. No, io avevo anche detto che potevo... Ma non c'è un... Dice che Avevo già anche detto che potevo rinunciare a intervenire, ma il simbolo dell'audio. prendo la parola. Volevo Sì, è aggiungere. Quanti siamo a parlare? Ascolta Paolo, non si sente, prova a parlare più vicino al microfono, ma rapidamente, perché alle 7:30 dobbiamo, come la scarpetta di Cenerentola, restituire la chiave, se no... Sentite ora? Mi sentite? Poco. Pochissimo, Paolo. E... Prova a parlare, vediamo se ti si sente. Ora mi sentite? Poco. Sentite ora? Microfono. Vabbè. Mi sentite? Prova, dai, proviamo. Aspetta. Diverse persone chiedevano di parlare. Ma volevo semplicemente... Ascolta, Io non sento, Paolo, non sento perdonami, nulla. ma cosa... Sento mille voci, quindi non posso parlare, rinuncio. Bene. Ascolta Paolo, scusa, perdona, ma dato che non ti si sente, si dà la parola a Raimondo in chiusura e basta. Prova a scriverla, magari rimane. Volevo semplicemente dire, mi sento quel signore che si chiama voleva chiedere delle notizie, ha fatto presente quello che succede a Firenze Est. Tu, scusi, a Firenze Est, quel parco in cui tutti siamo stati a camminare, creato recentemente lì, come dice lei, vicino a Ponte a Mensola, tra Mensola e Larno, con il bacino, lì c'è intervenuto un gruppo di partecipazione, è riuscito, tanto il progetto del bacino dello scolmatore fa parte di una cosa che noi tutti vogliamo, cioè il progetto di sistemazione del corso dell'Arno perché non vada più fuori. Lo scolmatore non è mica una cosa che non interessa la cittadinanza e che... Allora, e il gruppo che ha partecipato era un gruppo che lavorava da Settignano, ha trasformato, come dice lei, il progetto di un brutto scolmatore, insomma di una cosa che si andava a camminare soltanto sulla cosa, ci ha entrato a far parte quello che dice lei, cioè le ville che stanno tra lo scolmatore e Settignano. Io ci sono stato a passeggiare diverse volte di domenica, ci vanno un sacco di gente, bambini, grandi, di tutte le età. Non ho capito perché ha preso anche quello come una cosa non buona. E poi sulle aree verdi, io devo dire, scusate, sarò il solito, non voglio difendere il punto di vista di Nardella, la politica di Nardella, l'ho detto, non mi quadra nemmeno a me questa sua, come dire, sicurezza sul futuro, ma le aree verdi, scusate, le aree verdi di città, è quella cosa che tutti criticate, ma i 12 ettari che sono nati dal progetto Fiat Fondiaria sono un parco nuovo. Io, come dire, di sera ci sono andato, ci sono tutti gli abitanti con i cani, poi adesso ci si può andare nel parco di 12 ettari direttamente dal Palazzo di Giustizia che prima era chiuso. Altro parco nuovo, non so se ci siete mai stati, è piuttosto bello, un po' più a nord verso le colline,
c'è un'area dove c'erano gli orti che è stata aperta al pubblico e si intrecciano gli orti, dico, con le zone per camminare, per gli ulivi, con gli ulivi e queste cose qui. Quindi non è per fare gli ottimisti e sulle realizzazioni. Alcune realizzazioni ci sono state, altre non ci sono e non è che ci può dire. Scusate, bisogna chiudere. Sì, allora a questo punto recupero. Sì, vi ringraziamo della partecipazione. Vi ricordo che nella locandina degli incontri elenco tutti gli incontri del ciclo, sia dell'annata 2020-21 che di questa, e cliccando sui vari incontri potete rivedere l'incontro registrato, compreso quest'ultimo. Noi vi ringraziamo. Mi dispiace non aver potuto dare la parola a tutte le varie richieste, purtroppo siamo condizionati da questo orario e niente, comunque ci saranno altre occasioni per ritrovarci. Grazie ancora. Grazie. Arrivederci. Abbiamo... Come sta? Io devo fare vedere perché ho questo libro qui che l'editore me l'ha restituito, lo volevo portare, lo regalo. Non ce l'ho. Scusate, ma come si fa per avere l'attestato di frequenza per le scuole? Vediamo.